clima è cambiato, che cosa comporta nell'aspetto vegetativo questo, diciamo, primavera, fra virgolette, anticipata e quali possono essere le eventuali conseguenze in fruttiferi anche nella vite? Sì, ormai siamo abituati ad andamenti stagionali particolari, quindi purtroppo quello che stiamo osservando quest'anno è ormai diventata una situazione che per più anni si sta riproponendo. In particolare le situazioni sono molteplici dal punto di vista delle risorse idriche. Ricordiamo che veniamo da un'annata particolarmente siccitosa, un'annata 2021 nella quale abbiamo avuto almeno 7 mesi con una piovosità al di sotto della media. Questo ha fatto sì che sui territori di pianura si sia arrivati ad un accumulo nell'ordine dei 500 mm, quindi un deficit nell'ordine di indicativamente un 30%. Situazione che poi nel mese di novembre e di dicembre ha visto precipitazioni riallinearsi con i valori tipici del periodo, ma subito da gennaio e ancora per febbraio abbiamo una situazione assolutamente avara di precipitazioni. Tra l'altro con delle considerazioni da fare sul lungo periodo in funzione anche della pressoché assenza di precipitazioni nevose a livello del comparto appenninico, che sappiamo essere particolarmente preziose per quanto riguarda le riserve per il prossimo periodo. Anche dal punto di vista delle temperature si sta riproponendo uno scenario purtroppo già vissuto negli anni precedenti. Parliamo del 2017, 2020 e 2021, annate nelle quali abbiamo assistito ad una anomalia termica positiva proprio nel mese di febbraio. Difficile dire se quello che è l'andamento e le temperature elevate proprio di questi giorni già potranno incidere su quello che è un vero e proprio anticipo della ripresa vegetativa, ma sicuramente una situazione da tenere in debita osservazione. Proprio in funzione di questo, naturalmente sappiamo che con tempistiche differenti le varie essenze reagiscono in maniera diversa a quelle che sono proprio le temperature del fine periodo. Attualmente per quanto riguarda vite, pero, melo, non si osserva ancora nessuna ripresa, nessuna attività, mentre per quanto riguarda le drupacee sicuramente la situazione è da tenere in osservazione. Quello che poi sono gli aspetti legati alla disponibilità di acqua nel suolo, va detto che attualmente non si delineano in questo momento delle proprio criticità o dei risvolti negativi, sicuramente da tenere in osservazione in funzione di quella che è stata anche purtroppo l'esperienza vissuta ad esempio in ambito vite negli annate precedenti, quando a seguito di andamenti particolarmente siccitosi si sono poi avuti delle difficoltà in fase di germogliamento, ma assolutamente presto poter prevedere qualcosa del genere. Primavera anticipata, specialmente nelle aree collinari e verso la Romagna, il problema può essere un'antesi prematura. Questo che cosa può comportare e che cosa possono fare gli agricoltori per cercare di attenuare un'eventuale gelata tardiva? Dal punto di vista di quello che sono i risvolti dell'andamento delle temperature dell'ultimo periodo, sicuramente i primi effetti, come diciamo, si possono cogliere a livello delle drupacee. Purtroppo ho detto che proprio questa situazione sta determinando un netto anticipo visibile soprattutto nell'albicocco e a livello appunto di zone collinari. Poco si può dal punto di vista di quello che sono interventi diretti, tutt'al più in funzione di quelle che saranno situazioni che si potranno presentare nelle prossime settimane dal punto di vista di ritorni di freddo, sicuramente mettere in atto una serie di accorgimenti legati a pratiche funzionali alla prevenzione da danni da gelo, ma poco altro possiamo. A fine potatura ci sono degli accorgimenti, ma soprattutto degli obblighi da parte dei produttori che devono liberarsi dei residui appunto di potatura. Quali sono le disposizioni in Emilia-Romagna? Sì, ricordiamo che per alcune problematiche fitosanitarie è assolutamente consigliabile andare ad una distruzione del materiale mediante abbruciamento, mentre in altre situazioni si potrebbe pensare anche a ragionare su quello che è l'integrazione e la trinciatura del legno a terra. Però nel caso vi siano necessità dal punto di vista dell'abbruciamento, ricordiamo che vige una disposizione a livello regionale con divieto di abbruciamenti nel periodo che va dal 1° di ottobre al 30 di aprile, con una possibilità di deroga di effettuare 2 interventi di bruciatura all'interno di questo periodo previa comunicazione. Da questo punto di vista è stato disposto un format del procedurale distinto fra problemi fra l'abbruciamento di materiale di pomace
e quindi con problematiche dal punto di vista di colpo di fuoco batterico rispetto a quello che è l'abbruciamento di materiale vegetale generico. Tutte le informazioni comunque le trovate sui siti istituzionali e sul sito del Consorzio Fitosanitario.